Chiediamo ulteriori sacrifici ai nostri concittadini. Queste sono state le parole del sindaco di Favara, Rosario Manganella, introducendo in conferenza stampa il nuovo tributo che i favaresi dovranno pagare per salvare il comune dal fallimento. Stiamo parlando dell'addizionale IRPEF, lo strumento tributario che permette all'ente di incrementare le esigue casse e di assestare il bilancio. La giunta comunale, ha detto il sindaco, ha ereditato una situazione debitoria pesante, frutto, secondo gli attuali amministratori, dei tagli ai trasferimenti imposti dai governi nazionale e regionale. Per il sindaco, la crisi economica del comune deriva anche da errori di gestione finanziaria prodotti dai precedenti amministratori. Perché arriviamo alla introduzione dell'addizionale IRPEF? Perché negli anni passati c'è stata purtroppo nel comune di Favara una allegra finanza. Ci sono stati anche dei tagli pari a 3,5 milioni nell'ultimo biennio da parte dello Stato e da parte della Regione, e ci sono soprattutto i debiti lasciatici in eredità da parte degli amministratori del passato, che pesano come una spada di Damocle sulla testa dei cittadini di Favara, perché questi debiti debbono necessariamente essere onorati da parte del comune di Favara. Non ne possiamo fare a meno, tranne che vogliamo farci pignorare, così come è avvenuto in altri momenti e per qualche altra cosa, tutto ciò che è di proprietà del comune. L'aliquota dell'imposta sui redditi scelta dalla delibera di giunta e che deve essere approvata dal Consiglio Comunale è per l'anno in corso dello 0,6%, 0,7% per l'anno prossimo e 0,8% per il 2014. Esenti dal pagamento dell'addizionale IRPEF le persone fisiche il cui reddito è uguale o minore a 10.000 euro. A titolo di esempio, per un cittadino con reddito annuo uguale a 20.000 euro, la somma da versare quest'anno è di 120 euro. Il provvedimento, dopo l'approvazione in Consiglio, ha effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2012. In conferenza, Manganella ha dettagliatamente illustrato le spese e le entrate del Comune. Un appello il sindaco lo lancia anche ai partiti politici che in Consiglio Comunale sono opposizione. Per Manganella, la classe politica deve contribuire con proposte concrete ad evitare lo sforamento del patto di stabilità. Questa scelta dell'addizionale IRPEF è una proposta che viene da parte della Giunta e della maggioranza. Abbiamo avuto degli incontri con i singoli consiglieri comunali e con la conferenza dei capigruppo sia di maggioranza che di opposizione, ma l'opposizione ha preferito fare altre strade, quella della polemica e non delle proposte concrete. Per cui se in Consiglio Comunale, ma non solo, anche fuori dalla città di Favara venissero proposte diverse, alternative all'introduzione dell'IRPEF, il primo a gioirne sarò io. Sarò contento di eliminare l'addizionale IRPEF, eventualmente trovare quel milione di euro che ci consente di avere quest'anno con questa manovra e fare scelte diverse e alternative. Aspetto i consiglieri comunali di polemizzare di meno e di fare conquiste molto più concrete.